Nel Cineteatro Andrea Camilleri di Troina si è svolto sabato scorso un partecipato dibattito sulla questione delle risorse idriche in Sicilia e sulla gestione della crisi sempre più preoccupante per i cittadini, gli agricoltori e le imprese turistiche. A organizzare l'evento è stato Legambiente Sicilia su sollecitazione dei circoli territoriali dell'associazione. Oltre agli interventi programmati non è mancata la partecipazione al confronto da parte della politica locale che già dalla scorsa estate ha dovuto fronteggiare una crisi idrica in zona Ancipa che non aveva precedenti. È intervenuto in collegamento video il vescovo di Nicosia Giuseppe Schillaci. Questo è uno dei primi appuntamenti che la Lega Ambiente Sicilia sta proponendo in giro per la nostra regione e che ci vedrà poi impegnati in un appuntamento regionale per riflettere insieme ai soggetti istituzionali a livello regionale, a livello anche locale e anche quelli gestionali su quali sono appunto gli interventi e le misure più efficienti per risolvere il problema dell'emergenza idrica nella nostra regione e in particolare per passare a una gestione efficiente delle risorse idriche che ha mostrato tutti i suoi limiti in questi mesi e in questi anni. Quindi per svoltare abbiamo bisogno di mettere a frutto tutte le competenze che in questi anni possono dare veramente quel contributo per migliorare e valutare attentamente quali interventi sono più efficaci e più efficienti. Noi non abbiamo bisogno di ritornare a fare delle scelte del passato come i dissalatori o come nuove dighe, nuovi invasi, e invece puntare a quegli interventi che sono ovvi come il miglioramento della rete di distribuzione idrica o come intervenire per consentire una distribuzione equa della risorsa idrica. Sono queste le misure più urgenti e più importanti da mettere in campo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quello che ha fatto oggi Legambiente qui a Troina, promuovendo questo incontro Legambiente Sicilia e nello specifico il Circolo di Troina, è qualcosa di molto importante perché passata quella che sembrerebbe la fase di picco della crisi non bisogna assolutamente prendere sotto gamba il problema e la situazione. Quello che è successo non può passare sotto traccia, bisogna che da quello che è accaduto in questi ultimi mesi nelle nostre zone prioritariamente nasca un sentimento di cambiare le cose. Io credo che in questo momento bisogna ammettere con grande franchezza che la gestione del sistema idrico in Sicilia è fallimentare e quindi bisogna trovare il coraggio, la forza di continuare anche dopo che la fase, come ho detto prima, di picco sembrerebbe essere passata. Non bisogna, a mio avviso, dividerci in nessun tipo di fazione né politica né associativa. Bisogna individuare quali sono i punti cardine degli obiettivi che si vuole raggiungere e insieme lavorare a tal proposito. Io ho sempre detto in questi mesi e continuo a dirlo con estrema forza e determinazione che il problema della gestione idrica in Sicilia nasce dal fatto che nei fatti l'acqua è pubblica solo in teoria, c'è una gestione privatistica dell'acqua che ha determinato delle storture che tutti insieme, ognuno per la propria parte, dobbiamo contribuire a rivedere e mettere in campo buone pratiche. Quella di oggi, di una discussione franca e netta tra vari interlocutori istituzionali, va in questa direzione, quindi un plauso alla Legambiente che si è posta ancora una volta come antesignana di battaglie importanti per la nostra realtà. Oggi Legambiente, in un luogo simbolo dell'emergenza idrica in Sicilia, che è Troina, ha voluto organizzare un momento di dialogo e di confronto su un tema fondamentale, cioè la gestione della risorsa idrica. Abbiamo quasi alle spalle l'emergenza del 2024, ma come dire, si stanno profilando ipotesi e interventi che non affrontano adeguatamente sotto, come dire, l'insegna della sostenibilità l'emergenza per il futuro. E quindi è stato un momento in cui abbiamo fatto il punto, abbiamo analizzato la situazione regionale, ma soprattutto abbiamo avanzato delle proposte che, come dire, insieme a Legambiente cercheremo di portare avanti, proposte di buonsenso, proposte non frutto di demagogia e populismo, ma, come dire, che guardano al futuro di questa terra rispetto a un tema fondamentale che è l'emergenza climatica. Non servono interventi tampone, non servono interventi che mettono in evidenza solo la volontà di dare una risposta nel breve periodo, ma servono interventi strutturali che tengono conto e nello giusto equilibrio, diciamo, l'aspetto della tutela ambientale, l'aspetto dell'equità e l'aspetto della sostenibilità.